lunedì gli sconti per i pendolari in autostrada, ma ieri i sensori dei caselli oscurati a Mestre e si passava gratis dopo il blitz del gruppo che si oppone all'aumento dei pedaggi in Veneto, dove si riesce anche a ironizzare sul problema con un video in dialetto. E da Alfano un altro ministro riconfermato che è Maurizio Lupi, che rimane ai trasporti, e sulla sua scrivania ancora le grane che riguardano i rincari delle autostrade e le conseguenti proteste dei pendolari soprattutto. E ieri a Mestre i gruppi che si oppongono al caro pedaggi hanno fatto un blitz, hanno fatto passare gli automobilisti senza pagare, e sul tema sono riusciti anche a scherzare con un video in dialetto. Entreranno in vigore da lunedì gli sconti fino al 20% per i pendolari delle autostrade e poi le agevolazioni per chi percorre fino a 50 km al mese con continuità, ovvero almeno 40 volte la tratta tra andata e ritorno. Un problema, quello del rincaro dei pedaggi, sul tavolo del ministro Maurizio Lupi. La sua decisione non ha raffreddato gli animi. Oggi è gratis, venite da questa parte! Il passante l'abbiamo già pagato, l'hanno fatto con i nostri soldi! È inaccettabile un aumento del 350% sulla tratta Mestre-Padova! Basta con il caro pedaggi! Siamo tra le barriere del casello Villabona a Mestre, libere, telecamere di videosorveglianza oscurate con sacchetti di plastica, sui cartelloni delle carte di credito la scritta gratis. È venerdì pomeriggio, si chiude qui la settimana con i manifestanti No Global, No TAV, che hanno indossato la maschera di Anonymous e mostrato lo striscione "Oggi non si paga, abbiamo già dato". Altri aderenti a una serie di associazioni con le pettorine lasciano passare centinaia di macchine e dicono basta al caro pedaggi dell'A4, l'autostrada Venezia-Padova, che da gennaio costa il 4% in più. Gli incrementi hanno colpito soprattutto i caselli del nord Italia. Il caso limite è proprio qui, sulla Padova-Venezia, il rincaro tocca il 300%. Un esempio è il pedaggio Mestre-Padova. Dal 1 gennaio 2014 la tariffa è schizzata da 80 centesimi a 2,80 €. Fino al 31 dicembre 2013 un pendolare pagava 20 viaggi 16 € al mese, oggi invece costano 56 €. Sai tu quanto che costa adesso l'autostrada? 2,80 €. 120 € al mese, ma te pare possibile? Ferma, smonta dalla macchina. Io mi serve. Ma che cazzo hai avuto? Dei coricori. La protesta passa anche per la satira e così un gruppo di doppiatori scherza sul titolo del film di cui diffondono in rete la versione dialettale: Da duri a morire, a duri a pagare. Dove si deve andare? A te posso vedere mica come che si va a Padova senza pagare l'autostrada. Sei matto, dove vetto? Passo Pascaltenigo. A sta ora? Camassa. Che sarà un casino di traffico a Scaltenigo. Non che faremo mai? Occio! È il pullman di Vigonza dei 7:30. Non che faremo mai. Puoi arrivare a Padova in tempo? Sì, ma tutto intero. Renato, guarda se Natri che non va a pagare l'autostrada. Se ne riparlerà lunedì, alla ripresa della settimana lavorativa. Sul problema picchiaduro la Lega Nord. Gli sconti per i pendolari decisi dal ministro Lupi arrivarono dopo una manifestazione ai caselli delle autostrade lombarde. Durante i giorni difficili della protesta dei forconi era stato il segretario Salvini a promettere una linea dura. Ecco, sono messo una stanga. Quanto manca? Circa 2 minuti, fa presto. Sono onesto, Mona davanti. Ecco. E adesso? Ma fortuna che doveva togliere tutti quanti all'autostrada. Che alacca.